ci spieghi perché la nostra società e i nostri giovani hanno bisogno di un patentino per l'utilizzo dello smartphone? Allora, questa iniziativa è il frutto di un lavoro educativo che stiamo facendo da anni come Associazione MEC sul territorio regionale in particolare. Quello che abbiamo visto è che di interventi ce ne sono tanti, c'è un grosso lavoro che viene fatto da tanti soggetti, istituzioni, soggetti privati. Quello che secondo noi manca è ancora un messaggio forte che chiarisca a studenti, alla comunità e alle famiglie che c'è bisogno di una competenza nell'uso del cellulare che va costruita e valutata. Ecco, secondo noi non è più sufficiente dire bene, abbiamo fatto la conferenza, abbiamo parlato di questi temi, ma bisogna che questi temi diventino in qualche modo una materia scolastica, non una materia intera naturalmente, ma un percorso strutturato che possa essere misurato. È necessario poter capire quando gli esperti entrano in classe cosa è rimasto agli studenti ed accertarsi che almeno le competenze minime rimangano. Questo è l'obiettivo di questa iniziativa. Anche perché appunto voi vi siete accorti proprio parlando con i ragazzi che la situazione non è proprio così confortante. Esatto, c'è una difficoltà generale dovuta alla complessità di queste tecnologie, all'anticipo costante nel ricevere questi strumenti, gli smartphone in particolare da parte dei minori. Oltre a questo notiamo che alcuni concetti richiedono del tempo per essere compresi dai ragazzi, quindi anche a livello di informazioni manca proprio una base. Già alla preadolescenza e all'adolescenza sappiamo che sono età delicatissime in cui prevale la parte emotiva, il gruppo, ma se manca anche la base minima di comprensione di quali sono i reati online, di quali sono le conseguenze, ecco che ai ragazzi manca qualsiasi tipo di riferimento. E questo è un messaggio che con questa iniziativa vorremmo mandare ancora più forte anche ai genitori, che in questo patentino dovranno essere coinvolti sottoscrivendo proprio un accordo, una dichiarazione di essere loro stessi, essersi informati su quali sono le loro responsabilità legali. Ma la collaborazione con me che è arrivata quasi al terzo anno e quindi è un progetto articolato e complesso che si propone di affrontare con il giusto garbo e la giusta delicatezza un tema assolutamente delicato e importante come quello che è rappresentato dal rapporto fra il mondo digitale e i giovani ed è affrontato in un'ottica di coinvolgimento sia dei professori che hanno dato una disponibilità straordinaria, li ringraziamo, ma soprattutto anche di risollecitare il dialogo in famiglia fra genitori e figli che magari qualche volta viene un po' meno visti i ritmi che la quotidianità ci impone. Il patentino digitale è un traguardo intermedio di questo grande progetto, è importante perché comunque per i ragazzi rappresenta un obiettivo da raggiungere e dietro ogni obiettivo è chiaro che c'è un percorso di formazione. Quindi noi ci aspettiamo che questa scelta del patentino sia un ulteriore stimolo nel riuscire a percorrere quella strada fondamentale per i ragazzi di estrarre le utilità e le positività dal mondo digitale.